Allora amici del canale YouTube del Volley Veneto Benacus, benvenuti a questa nuova diretta, terza giornata di campionato
tra Volley Veneto Benacus e AGS Popolaro. Terza giornata di campionato dove le due formazioni vengono da risultati completamente diversi, dove il Volley Veneto nella prima giornata ha vinto per 3-1 contro la FD Automazioni Padova per 3-1. Seconda giornata vittoria di Volley Veneto in casa dell'Astra Volley per 3-1, mentre Sefamo AGS Popolaro viene dalla sconfitta della prima giornata contro la AGS Olimpo per 3-0, sconfitta anche la seconda giornata in casa contro il Cornuda che guida la classifica al momento a 6 punti con Bassano. Terzo posto per Volley Veneto solo per differenza di 7 perché anche il Volley Veneto è a 6 punti. Quarto posto per A-Volley, quinto per GS Olimpo 3 e a chiudere la classifica Monselice, Astra Volley e Sefamo tutte e tre a 0 punti al decimo, undicesimo e dodicesimo posto. Non abbiamo ancora gli starting sheet ovviamente delle due formazioni, quando vedremo i giocatori entrare in campo vi do comunque il roster delle due squadre partendo dai padroni di casa, con il numero 1 Albertini, con il numero 2 Motteran, con il numero 3 Garrò, con il numero 4 Garrò, con il numero 5 Bellinazzi, con il numero 6 Squara, con il numero 7 De Giorgio, con il numero 8 Soprali, con il numero 9 De Agostini, con il numero 10 Zivelunghi, con il numero 11 Viola, con il numero 12 Bazzola, con il numero 13 Albrigo, con il numero 14 Canocco, con il numero 15 risponde la Sefamo con il numero 1 Bauce, con il numero 2 Rodeghero, con il numero 3 Vettorato, con il numero 4 Nicoletti, con il numero 6 De Petri, con il numero 7 Esposito, con il numero 9 Bernardi, con il numero 10 Gorgia, con il numero 12 Massaria, con il numero 13 Bedini, con il numero 19 Sacchetti, con il numero 21 Spadaro. Coach Fabio Valdini, mentre il coach del Volley Veneto è Adriano Fini. Adesso siamo in attesa di vedere in campo le due formazioni che metteranno i due mister. Quindi stiamo in attesa prima dell'inizio del match. Allora ecco le due entrate le due squadre. Allora, naturalmente Volley Veneto la classica squadra titolare con De Giorgio opposto a Garrò, linee centrali con De Agostini e il numero 13 Albrigo, mentre in banda il numero 12 Tommaso Mazzola e il numero 14 Sasha Tarocco. Riprende la formazione di Sefamo con Bauce, con Nicoletti capitano, con il numero 6 De Petri, con il numero 12 Massaria, con il numero 19 con il numero 21
libero il giocatore numero 7 Daniele Esposito. Al momento siamo 1-0 per la squadra ospite, con il servizio il giocatore numero 4, il capitano Nicoletti. Sasha Tarocco mette un diagonale potente da posto 4 e cerca di intervenire il libero giocatore numero 7 Daniele Esposito, che adesso lascia il posto a Luca Peni. Nella ricezione al servizio del giocatore numero 13 è Brigo Tommaso, centrale della formazione di casa. Alla fuori, 1-1 per la squadra ospite. Servizio il centrale del Sacchetti, grande attacco di Cristian De Agostini, 2 pari. Al servizio De Giorgio, l'opposto della formazione del volley veneto. Palla fuori della schiacciata di De Giorgio, 3-2 per la squadra ospite. Al servizio il giocatore numero 6 della formazione ospite, Dennis De Petri. De Agostini sbaglia anche lui, 4-2, 4-3. 4-2, esatto, come abbiamo visto sul tabellone abbiamo fatto un errore, 4-2. Ancora il centrale della formazione. E questa volta Tarocco mette giù ancora un diagonale in posto 4 molto potente, 4-3. Al servizio proprio l'autore di questo punto, Sasha Tarocco. Palla ace. Viene chiamato ace dall'arbitro, quindi 4 pari. A mio parere sarebbe stato da rivedere questo pallone, perché era proprio al limite, ma secondo me era dentro. Ancora Tarocco. Mazzola che cerca il mani fuori, 5-4. Servizio ancora Tarocco. Questa volta la palla cade sulla rete, 5 pari, perfetto equilibrio in questo inizio di set. Che tocca il pallone scavalcando il muro e portando il punteggio per 6-5 per i padroni di casa, consentendo a Cristian De Agostini di andare fuori dai 9 metri. Free ball nel campo della Sefamo, ancora Murato, free ball nel campo del volley veneto. Questa volta il pallone di Mazzola è fuori, 6 pari.
servizio Spadaro, buona ricezione. E Giorgio Garro, primo tempo. Questa volta sul numero 13 Albrigo ci mette le mani il muro avversario. 6-7, time out chiesto da mister Adriano Fi ai suoi ragazzi, che deve trovare la sistemazione probabilmente di qualche piccolo errore in campo. Al servizio ancora il giocatore numero 21 Spadaro. Un altro muro su Carocco. 6-8. Sembrano aver trovato le misure al momento i giocatori del Sefamo. Ancora il numero 21 Spadaro al servizio. Questa volta è il numero 13 Albrigo, mette giù la palla del 7-8. Garro al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco. Bella. 7-9, viene toccata la rete. Garro viene chiamato che ne ha toccato rete. 7-9. Al servizio la formazione dello Sefamo, avanti di 2 punti in questo inizio di primo set. 7-9. La palla non passa, 8-9. È il servizio Mazzola, partita che al momento non decolla nello spettacolo. Servizio Nicoletti Riccardo, il capitano della Sefamo. Buona difesa del Sefamo che ha la possibilità di riattaccare. Il muro fuori, il giocatore numero 19 Luca Sacchetti. E ci riesce 8-11 più 3 della squadra ospite. Taglia fuori il palleggiatore della squadra di casa ospite, butta fuori il pallone Nicoletti. Al servizio il centrale Tommaso Albrigo. 9-11, meno 2 per i padroni di casa. Buona la ricezione, possibilità di attacco da posto 4. Il muro smorza, vediamo Carrolla da De Giorgio che mette giù il back diagonale. 10-11. Ancora il Brigo, buona la ricezione, possibilità di attacco da posto 4. Questa volta il muro di Tarocco è efficace, non fa passare l'attacco del giocatore numero 19 della Sefamo, il giocatore Luca Ciappetti, e si riporta in perfetto equilibrio in questo primo set
sull'11 palla, quando al servizio c'è ancora il centrale della formazione di casa, Tommaso Albrigo. Buona ancora la ricezione della Sefamo, che ha la possibilità di attaccare da posto 4, questa volta il lungolinea del giocatore numero 19 Luca Sacchetti. Se non erro, non ho visto chi è stato a fare l'attacco, ho cercato il lungolinea dal posto 4, non c'è riuscito a trovare il campo, time out chiesto naturalmente dalla squadra ospite questa volta. 30 secondi di pausa, chiamato da coach Fabio Baldini, che si è visto mangiare 3 punti e adesso la sua squadra è sotto di 1, 30 secondi di pausa. Ancora Albrigo al servizio, buona la ricezione, attacco ancora da posto 4, ancora Murato, la possibilità di attacco da posto 2 che cerca il pallonetto, ma la palla cade nel campo della Sefamo che non riesce a passare, il giocatore numero 6 Dennis De Petri non riesce a tenere vivo il pallone e concede ai padroni di casa di andare sul più 2, 13-11. A 12, un attacco forzato che la risposta di Volley Veneto fa cadere sull'asticella laterale del campo della rete e al servizio va il giocatore numero 19 Giovanni Spadano, schiacciatore della Sefamo. Buona la ricezione di Mazzola, Garrola da Peppe Giorgio che la mette giù, non riescono a tenere la diagonale i giocatori del Sefamo. E Tommaso Mazzola va fuori dai 9 metri per il... no scusate, De Giorgio va fuori dai 9 metri per il suo servizio. 14-13, tanti errori al servizio anche in questa partita da parte dei giocatori del Volley Veneto, che devono un po' migliorare su questo fondamentale. Al servizio il giocatore numero 6 De Petri, palla corta su Mazzola, primo tempo degli Agostini, non riescono a tenere il pallone i giocatori del Sefamo, una palla che non era veloce, non era potente, però in difesa i giocatori non sono riusciti a tenere su vivo il pallone, concedendo il più 2 alla squadra di casa, 15-13. Tarocco al servizio. Trova l'attacco al giocatore numero 12 Massaria da posto 2. Ma il muro di casa è attento e porta la squadra dei padroni di casa sul più 3 dal 16-13. Ancora Tarocco al servizio. Palla ancora viva, free ball nel campo del Volley Veneto. Questa volta Cristian De Agostini mette a posto il pallone. 17-13, anche qua grande difesa della Sefamo che però non è riuscita a concretizzare le buone palle in difesa poi con l'attacco e di conseguenza ne ha approfittato il Volley Veneto portandosi sul più 4. Stavolta la palla di Agostini era fuori, mi sembrava, però probabilmente c'è stato il tocco muro. È stato il tocco muro
18-13, sinceramente non ho visto bene. Scusatemi. 18-13, time out. Sembra aver perso un pochino lo smalto la squadra ospite, era partita, si era trovata sul più 3. Poi il ritorno di fiamma dei padroni di casa, il Sefamo non riesce più a reagire e la squadra di casa si porta sul più 5 in questo turno di servizio di Sasha Tarocco. Ancora Murato al giocatore numero 12 del Massaria, non riesce a passare da posto 2, 19-13. E consente alla squadra ospite di cambiare il servizio che fino a questo momento li ha messi molto in difficoltà di Sasha Tarocco. Fuori dai 9 metri il giocatore numero 12 Alessandro Masseria, l'opposto della formazione del Sefamo. Ed è un ace, forza di conflitto tra 1 e 6. Viola e Tarocco si sono guardati, il pallone è caduto per terra, 15-19. Stavolta Tarocco la mette bene per Mazzola che mette giù un bel diagonale. Il giocatore numero 19 Sacchetti non riesce col bagar a tenere il pallone. 20-15, più 5 per i padroni di casa dopo questo bel attacco di Tommaso Mazzola. Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona la ricezione della Sefamo con la possibilità di attaccare. Stavolta smanaccia malissimo il giocatore Spadaro che butta abbondantemente fuori il pallone dal campo. 21-15, ancora De Agostini. Invasione su questa palla vagante al giocatore numero 13 Tommaso Albrigo. Pallone fuori del giocatore numero 21 Spadaro, 22-16. Cambio, entra Bellinazzi al posto di Garrò per questo finale di set. Al servizio entra il secondo palleggiatore. 6 punti di vantaggio. Grande attacco forzato perché Giorgio mette male nelle mani. 22-17. Doppio cambio anche dalle parti della Sefamo. Esce il giocatore numero 1 Lorenzo Bauci, no scusate, il numero 6
Dennis De Petri, ed entra il giocatore numero 11 Gorza Marco. È entrato anche il giocatore numero 2 Mattia. Errore di Mazzola su una palla non data benissimo da parte di Marco Bellinazzi. La squadra ospite si porta il -4. Ancora il giocatore numero 11 Marco Gorza al servizio. Questa volta Tarocco mette giù il pallone del 23-18. Aveva cercato di intervenire il centrale Gorza, ma non è riuscito a tenere il pallone vivo. Al servizio Tommaso Mazzola. Al servizio del giocatore numero 4, capitano palleggiatore Nicoletti. Ancora Nicoletti al servizio, si fanno avanti in questa fase finale del primo set i giocatori della Cefamo. Butta la palla a rete 20-24 Nicoletti. Al servizio Albrigo, centrale del Volley Veneto. De Agostini porta a casa il primo set sul 25-20. 3 minuti di pausa. Ci risentiamo per il secondo set.
Rientrano in campo le due formazioni. Sto guardando se ci sono novità. È rientrato Garrò al posto di Bellinazzi nella formazione del Volley Veneto. Lorenzo Bauc, Rodegher Mattia nel campo della Sefamo. Ecco, forse Rodeghero non c'era all'inizio del primo set, è entrato in corso dopo. Tommaso Mazzola al servizio. Purtroppo la palla Calerete, 1-0 per la squadra della Sefamo. Al servizio Marco Nicoletti, capitano palleggiatore della squadra ospite. Lascia Tarocco per Garrò, Tarocco cerca il mani fuori, Rodeghero Mattia non può fare altro che vedere incrociare il pallone sulle sue mani e poi vederlo cadere alla parte laterale del campo. Tommaso Albrigo al servizio. Ed è 2-1. Il pallone è abbastanza fortunato che ha incrociato il nastro, ma meritato questo ace da parte del numero 13 Tommaso Albrigo, che in questa fase iniziale di campionato sta facendo vedere delle cose egregie. Attacco di De Giorgio 3-1, ma grande salvataggio dei ragazzi della Sefamo che hanno fatto veramente una bellissima cosa. 3-1. Questa volta il pallone di Albrigo cade fuori. 3-2. Al servizio il giocatore numero 19, lo schiacciatore della Sefamo Luca Sacchetti, con il suo modo molto strano di andare al servizio. Michele Viola, Garrò, De Giorgio, muro più smorzante, possibilità di attacco da parte di Sefamo nel muro 2. De Giorgio si era spostato per dare supporto al muro 2. Il pallone lo scavalca dopo il tocco di Cristian De Agostini. Lo scavalca, dicevamo, e cade per terra. 3 pari. Michele Viola, Garrò, De Giorgio supera il muro spostato, effettivamente il muro non era messo benissimo. 4-3. Ne approfitta all'opposto della formazione del Volley Veneto e si porta fuori dal campo per il suo servizio, con la sua squadra in vantaggio di 1 punto su 4-3. Free nel campo del Volley Veneto. Capitano Di Agostini mette la palla del 5-3.
coach Baldini sta dicendo qualcosa ai suoi ragazzi, probabilmente non gli è piaciuto la riflessione in vago. Di un pallone fortissimo, il libero della formazione del giocatore numero 13 Luca Bedin, se lo vede cadere addosso ma non riesce a trattenere il pallone in campo. 6-3. Ancora De Giorgio al servizio. 7-3, l'attacco del giocatore numero 21 Spadaro va a incrociare l'asticella laterale della rete. Ancora De Giorgio al servizio. Giorgio sta mettendo in difficoltà la ricezione della Sefamo e la squadra di casa ne approfitta. 5-5. L'attacco di Carocco è potentissimo. Ancora De Giorgio al servizio. Cambio ancora nella formazione della Sefamo, rientra il giocatore numero 11 Borgia Marco. Trattenuta. È stata chiamata trattenuta. 10-3. È entrato anche il giocatore numero 2 Rodeghero Mattia. Free ball nel campo del Volley Veneto. 15-3. Sembrano adesso aver perso lo smalto i giocatori della Sefamo, ma non chiamano time out. Ancora De Giorgio. Palla fuori. 15-4. Esce Rodeghero Mattia al centrale per il suo servizio. Tutta la palla a rete. Aveva cercato il lungo linea. Molto rasente a rete, la palla è caduta dalla sua parte. E al servizio il numero 14 del Volley Veneto, Sergio Carocco. Mazzola e Viola la battezzano fuori, invece il pallone era dentro. 12-5. Al servizio numero 12 Alessandro Massalino. Mazzola mette giù da 8-4. Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio.
Giorgio mette il punto del 14-5. Time out chiesto dalla panchina della Sefamo, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due squadre, siamo sul 14-5. Ancora Cristian Di Agostini al servizio. Viene chiamata invasione. Ancora Cristian Di Agostini, più 10, 15-5. A 5. Attacco del numero 13 Tommaso Albrigo. A 5 è un bellissimo diagonale di Sasha Tarocco. Entra il giocatore numero 8 Edoardo Soprali al posto di De Giorgio. Cristian Di Agostini al servizio. Ace di Cristian Di Agostini, 18-5. Al servizio la formazione ospite con il giocatore numero 1 di 21 Spadaro Giovanni. Attacco di Tarocco, 19-6. Filippo Carno al servizio.
free ball nel campo del Volley Veneto. Primo punto del numero 13 Tommaso Albrighe. Ancora Garrò. Time out chiesto dalla panchina della Sefa. Sostituzione, entra il secondo palleggiatore Bellinazzi al posto del primo palleggiatore Filippo Garrò. Palla sulla rete di Bellinazzi. 21-7. Lorenzo Bauce o Bauce, non so. Edoardo Soprani mette il punto dal 22, ben invecchiato da un variant di Bellinazzi in corsa. È proprio l'autore del punto, il numero 12 scusate, Tommaso Mazzola. Allora non so se fosse stato Mazzola o ora la ricezione, la possibilità di attacco. Ancora Sasha Tanocco da questo 4 che non è terminato. (23-7). Ancora Mazzola ed è un altro 25-7. Cambio campo. Tre minuti di pausa per il terzo set.
Rientrano in campo le due formazioni, ricordiamo i punteggi 2-0 per il Volley Veneto Menacus, parziali 25-20, 25-7. Speriamo ci regali un po' più di spettacolo questo terzo set. Al servizio la formazione ospite con il giocatore numero 4 Riccardo Nicoletti, capitano e palleggiatore della squadra ospite. Primo tempo del giocatore numero 13 della formazione di casa, Tommaso Albrigo, e porta sul +1 in questo terzo set. Soprali è entrato all'inizio di set del terzo set al posto di De Giorgio, unica novità in casa del Volley Veneto. Uno pari. Al servizio il giocatore numero 19 Luca Sacchetti. Ancora Tarocco, la mette giù in diagonale, 2-1. Soprali al servizio, che questa sera gioca nell'inedito ruolo di opposto. Ancora Tarocco, mette giù un bel diagonale, lungo linea, 4-3-1. Fortunato il numero 8 della formazione di casa Soprali, la palla molto forte, la palla ha incrociato la rete, poi è caduta nel campo del volley, scusate, nel campo della Stefano. Entra anche il secondo palleggiatore Motterà Nicolò per la squadra di casa. Ancora Soprali, ancora molto forte, buona la ricezione. Stavolta Soprali non riesce a passare la rete, 4-3. No, 4-2. Al servizio il giocatore numero 2 Mattia Rodeghero. Rauch riesce a buttare giù il pallone, 4-3. Ancora Rodeghero al servizio. Ancora Tarocco in diagonale a porto 4 e mette giù il pallone del 5-3. È proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Mazzola non passa, Murato 5-4. Servizio del giocatore numero 9 Bernardi Daniele. Stavolta l'attacco di Mazzola è efficace,
6-4. Capitano De Agostini fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Mazzola la mette giù ancora dal posto 4. 7-4. Comunque una bella difesa da una parte e dall'altra. Bello scambio da una parte e dall'altra, ovviamente un po' di spettacolo che non avevamo visto nel secondo parziale. Ancora De Agostini al servizio. Non passa l'attacco da posto 4, sostituzione, esce il numero 21 Giovanni Squadara, dentro il giocatore numero 11 Marco Corsa. Ancora Capitano De Agostini al servizio. Dietro 11-4, battezzata fuori il pallone di De Agostini, invece era in campo. Dal nuovo entrato il numero 11 Marco Rossi. Pallone fuori giocato da Soprali, 11-5. Gorda al servizio. Mazzola attacca il numero 9, cerca di mettere il margine con il bagger, ma la palla cade
fuori entra anche il giocatore numero 10, Ivan Zivelonghi, che rientra dopo un lungo infortunio. Dodici e 5. Grande attacco del giocatore numero 19 Luca Sacchetti, 12 a 6. Riesce Ivan Zivelonghi e rientra Filippo Garrò. Dal muro di Mazzola, 12 a 7. C'è stato il toccomuro sull'attacco di Edoardo Soprani. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Procede alla squadra di ospite di andare sul meno 5. Esce Nicoletti ed entra il giocatore numero 3 Umberto Vettorato per il turno di servizio. Sicuramente un terzo set più è fuori, 13-9. Gatti è entrato al posto di De Agostini. Ora Sasha Tarocco, 14-9. Al servizio il giocatore numero 16 Davide Gatti. Attacco di Soprani da posto 2. Ancora Davide Gatti fuori dai 9 metri. Ancora Tarocco, 13-9. Rientra il giocatore numero 4 Nicoletti ed esce il giocatore numero 3 Vettorato. Rientra il palleggiatore capitano che era entrato all'inizio del set. Ancora Davide Gatti fuori dai 9 metri.
Il servizio Sacchetti, la palla cade sulla rete, Edoardo Soprali. Palla fuori da parte di Soprali. Entra il giocatore numero 6, vediamo al posto di chi? Al posto del giocatore numero 2, quindi entra Dennis De Petri ed esce Mattia Rodero. Sette 11. Free ball nel campo del volley Veneto. E questa volta il capitano Di Agostini la mette giù. Sasha Tarocco al servizio. Posto 4, 18-12. Ora il servizio del giocatore Bernardo Daniele per il Sefamo. De Agostini 19-12. Rientra Gatti ed esce Motteran, quindi il capitano Di Agostini andrà al servizio nel turno di rotazione del centrale. Buono nel campo del volley Veneto. Davide Gatti porta a casa il punto numero 20, il punto malandrino che inganna la difesa. Nicoletti chiama la formazione. A 12. Nel turno 12 viene chiamata invasione. Chiesto dalla Sefamo.
Agostini al servizio. Ace 22-12. Sostituzioni nelle file della Sefamo, esce il giocatore numero 11 Gonza Marco, dentro il numero 21 Giovanni Spadaro. Scusatemi, malessere di stagione. Ace De Agostini ancora, Luca Bedini non riesce a tenere il pallone, 23-12. Entra il giocatore numero 7 Daniele Esposito al posto di Luca Bedini. Ancora Cristian De Agostini al servizio. 23-13. Errore di Capitan De Agostini. Giovanni Spadaro al servizio. A 13, no scusate, 24-13, avevo letto male. Filippo Garrot, palleggiatore del Volley Veneto al servizio su il match point, palla poi 24-14. Con un punto di batti la partita 25-14. Vittoria contro Sefamo 3-0, una partita non certo spettacolare. Comunque Volley Veneto porta a casa 3 punti importanti, portandosi a 9 in classifica. Sefamo ancora ferma a 0 punti, 25-20, 25-7, 25-14, finisce qua. Noi ci sentiamo per la prossima partita in casa di Volley Veneto. A risentirsi alla prossima partita.